Per contenere il contagio, lo sapete, ci sono delle norme da rispettare, le ricordiamo con Rossella Romano. Le campagne di comunicazione su radio, TV e canali social ci ricordano continuamente le regole che dobbiamo seguire per prevenire il contagio, ma restano alcuni dubbi, come ad esempio il comportamento da tenere in casa con i nostri cari. Tra conviventi che non hanno nessuna problematica di positività al coronavirus ci si può comportare assolutamente normalmente. La cosa importante che io posso raccomandare in casa è quella di cambiare spesso l'aria, quindi arieggiare le stanze. Diciamo che questo può essere un buon momento per intensificare un po' le normali procedure di pulizia che dovremo tutti adottare in casa. Soprattutto il telefono, magari usciamo, lo possiamo appoggiare da qualche parte distrattamente, quindi in quel caso è assolutamente importante una pulizia, anche qui con un disinfettante a base alcolica va benissimo. Gli abiti vanno cambiati, lavati spesso, le scarpe vanno lasciate fuori. Quello sarebbe una buona norma sempre, a prescindere dal coronavirus. Come regolarsi invece con le merci o i prodotti che si acquistano nei supermercati o nelle farmacie? Io direi di non essere troppo allarmisti, di non pensare che dobbiamo pulire qualunque cosa, anche la scatola di biscotti o la scatola di pasta. È opportuno quando si esce di casa utilizzare la mascherina o i guanti monouso? Ecco, questi sarebbero opportuni, per esempio per chi usa i mezzi pubblici. La mascherina può indurre le persone un po' in errori come mi sposto la mascherina sulla faccia, quindi mi tocco la faccia con le mani, che sarebbe molto peggio che non utilizzare la mascherina.